16 e 12 minuti, Radio CRC è un po' la casa della musica, nel senso che a sorpresa di pomeriggio i grandi artisti bussano e vengono a trovarci. E fortunatamente oggi ci è venuto a trovare il grande Ciro Sciallo. Grazie. Ciao Ciro. Ciao Giuliano, come stai? ciao Fabiano, un saluto a tutti gli amici di CRC. Come stai? Bene, carico. Bene, so che devi raccontarci delle belle cose riguardanti due progetti, un libro e un disco. Sì, è uscito un libro che si chiama Shadow, però non l'ho scritto io. Sì. L'hanno scritto per te? Per me, questa è una cosa mi lusinga, però io al massimo so scrivere qualche canzone. Ma da cosa nasce questo libro? Spiegaci un po'. Diciamo che io ho fatto un progetto napoletano pochi anni fa. Ho voluto a modo mio rivisitare alcuni pezzi napoletani un po' dimenticati e gli ho dato una veste estetica un po' diversa. Niente, sono approdato anche nelle università, in alcune università italiane. Poi c'è una professoressa che si chiama Silvana Tranchino, che si è appassionata a questa mia musica, mi ha seguito in vari concerti anche nei teatri, fino a che ha deciso di scrivere questo libro. Mi ha fatto un omaggio, una cosa molto gradita. Bello, molto bello, veramente un bel progetto. Sì. Ed è in preparazione anche un disco. Tra l'altro la tua musica, Ciro, è una musica di grande sperimentazione e insomma come dire, di grande insieme, perché parti da Napoli, dal Mediterraneo, per arrivare al Brasile, no? Insomma, è nota la tua passione, grande passione per la musica brasiliana, per Caetano Veloso, che hai conosciuto. Sì, diciamo che io con questo incontro, più che una collaborazione, un incontro con Caetano Veloso, Gilberto Gil e altri musicisti brasiliani, in una serata così tra amici, loro mi fecero capire che amavano la musica napoletana, mentre io ne ero distante. 10.000 chilometri da Napoli amavano questa nostra cultura musicale. Io, finché decisi insieme a loro di approfondire la cosa, e ne nacque un progetto Acquimare, che per fortuna poi è stato il progetto che mi ha dato più soddisfazioni, anche vincendo il premio Campidoglio a Roma con un progetto napoletano. Questa è stata una bella cosa. Poi la Sony ha inserito queste due mie canzoni in un cofanetto tra le 100 canzoni più belle di Napoli, e questo pure mi ha gratificato moltissimo. Ovviamente. E quindi insomma un periodo bello, pieno di fermenti. Bello per questo progetto, Giuliana, che io spero di parlartene presto, perché in questo disco ho inserito un pezzo che si chiama Saremo noi che cambieremo questo mondo, proprio perché dalla mia volontà partiva questa cosa deve iniziare da noi, no? Lo vogliono tutti, dai ministri, dai sindaci, dagli assessori. Le cose possono cambiare solamente se lo vogliamo e se questo progetto inizia da noi. E appunto sabato sarò anche sul litorale Domizio con questa troupe di un regista che si chiama Santos Gueglia, che sta girando questo videoclip proprio per mettere un po' alla luce. Tutti già si conoscono i problemi, come infatti non li citiamo nemmeno i problemi. Sappiamo già in questa canzone, no, nemmeno nella canzone. Forse sotto forma di metaforica parliamo di queste cose, e questo video accompagnerà, diciamo, queste note proprio per stimolare un po' le persone, non dico a pulire, ma a non sporcare almeno. Sì. Intanto, Ciro, tra poco parleremo di nuovo di questo progetto, perché ho qualche curiosità da chiederti, però adesso ti ascoltiamo. Certo, grazie. Beh, l'hai anche nominata tu, quindi insomma è giusto presentarla a dovere. Ciro Sciallo, che ci fa ascoltare a questo punto in diretta con noi questo pomeriggio su Radio CRC Targata Italia un pezzo dal titolo Acquimare. Mentre c'è la cagna calore, e te vedi in dall'occhio mare, non parla che non serve a niente, fammi sentire solamente tutto quello che si per me. Guardo solo che scende a mare e mi stringe più forte a te. Tanta strada portano a niente, la conoscono solamente, solo quella che va da te. Tu, come l'acqua mare, fai bruciare ferite e poi fai sanare. Tu t'hai rubato cuore e nemmeno un'ora vivo senza te.
voce rindastifica, se o profumo dei pannapis, con te ho salato venderosa, ma stu solo e stu tassa luce, se non stesse vicino a me. Tu, come l'acqua e mare, fai a bruciare ferite, e poi fai sanare. Tu t'hai rubato sonno e gira il suo mondo, ma venuto te. Tu come l'acqua e mare, fai bruciare ferite e poi fai sanare. Tu t'hai rubato ancora e nemmeno un'ora vivo senza te. Tu t'hai rubato sonno e gira su mondo per venire a te. Ciro Sciallo, Acqua e Mare. Ciro ancora con noi negli studi di Radio CRC, sempre qui a Fatti Mandare dalla Radio. Dove corri, dimmi dove te ne vai, e sono certo che poi te ne pentirai. Estate adesso giochi un po' d'azzardo, di me non hai nemmeno un occhio di riguardo. E allora uè, com'è bella stagione, uè, com'è bella stagione. Com'è bella stagione, com'è bella stagione. Sola coscia in capo non ti fa pigliare, o sola coscia in capo non ti fa pigliare, o sola coscia in capo non ti fa pigliare, o sola coscia in capo non ti fa pigliare. Mezzo cielo, ma dove te ne vai? Ma tell me dove mi porti? Mezzo cielo, ma dove te ne vai? Ma tell me dove mi porti? Spandi, fotti a te ne fotti, sulla tua strada lasci solo cuori rotti. Per me tu fai paura e sei distratta, tu sei come una vela senza rotta. E allora uè, com'è bella stagione, uè, com'è bella stagione, uè, com'è bella stagione, uè, com'è bella stagione. O sola coscia in capo non ti fa pigliare, o sola coscia in capo non ti fa pigliare, o sola coscia in capo non ti fa pigliare, o
sola cosa in capo non ti fa pigliare. Niente c'è, ma dove te ne vai? Tell me dove mi porti. Niente c'è, ma dove te ne vai? Tell me dove mi porti. Con A Stagione, questa è un'anteprima esclusiva per noi di Radio CRC, l'antipasto del nuovo disco, Ciro. Beh, l'antipasto, va bene, sì. Ci piace l'antipasto, è bello, dai, un bel assaggino di questo nuovo disco. Poi ecco, un pezzo attuale, esatto, solare, musicato in maniera fantastica, quindi complimenti. E poi vabbè, c'è la tua voce. Grazie ai musicisti che hanno suonato con me. E poi A Stagione, voglio dire, quasi attuale. Sì, assolutamente, ci siamo quasi. A Stagione il riferimento è a tutti quelli che, voglio dire, noi napoletani forse degli due solo in capo, no? Tutti questi che forse per una piccolissima cosa che fanno si montano subito la testa. Allora sia in politica, sia nella musica, in qualsiasi campo. Allora uso la voce in capo. Però non ti fa pigliare. È bello il tuo modo di sfiorare l'argomento, non trattarlo proprio così, ecco, concretamente, ma farlo capire tra le righe. Mi piace parlare metaforicamente, la canzone è così. È molto bello. E poi ecco, c'è una parte che dice Mezzo scema, dove te ne vai? Quindi proprio detta ecco così. Ho detto masticato quasi come se fosse in inglese, però tu l'hai capito su come napoletano, l'hai capito subito. Senti Ciro, tu hai un grande dono che è la voce. Io dirò una cosa in punta di piedi che tu raccoglierai allo stesso modo, perché non è una cosa che si dice così, però ovviamente sentendo la tua voce, sentendo anche questa canzone, sentendo la tua vocalità, il pensiero va subito ad un grande artista, ma perché è così, insomma, voglio dire, e questo è un dono, un talento, avere una vocalità molto ma molto simile, se non identica a quella del grande Pio Daniele. Sì, questo per me è stato un tormento, nonostante tutto amo Pino Daniele perché ci ha reso, voglio dire, io sono orgoglioso di aver avuto un napoletano come Pino. Sì, questa è una cosa che me la dicono un po' tutti, questo diciamo che in un certo senso, visto che per me lui è stato un idolo, mi fa onore. Poi detto da te, devi sapere che io oggi sono onorato di stare qua con Fabiano e Giuliano. Io ho una grandissima stima storica per Giuliano, che la ritengo una che fa radio nel vero senso della parola, però con una grandissima competenza, e questo voglio dire vale anche per siamo Fabiano. siamo in due. No, siamo così. Due che No, la stimiamo, verità, perché la stimiamo veramente. E lei verità. lo sa, lei è la signora di Radio CRC, non a caso, perché la sua competenza insomma non ha limiti. Anzi, io colgo l'occasione, se voi martedì prossimo, tu Fabiano e Giuliano, non lo so alle 6 del pomeriggio cosa fate? Siamo ancora qui, però magari facciamo una corsa dopo. Però ricordiamo l'appuntamento, infatti. Io martedì c'è la presentazione del libro alla libreria Mancini, perché stiamo girando un po' per le librerie. Per fortuna poi mi hanno detto, o perché forse mi arruffiano il pubblico, sai che faccio un po' di showcase con la chitarra, certo, ci divertiamo, presentiamo il libro alla libreria Mancini di Piazza Nazionale. Diciamo che le presentazioni stanno andando molto bene. E poi il 1° giugno, come ti dicevo prima, sono nel cortile del Mascangioino che presento in modo ufficiale il disco nuovo con il primo concerto di questo disco. Quindi doppio appuntamento. Però prima del 1° giugno, sembra uno scioglilingua, ti aspettiamo per la presentazione ufficiale anche qui negli studi. Il battesimo del disco dovrà essere qua. Anzi, poi io mi fido di Giuliana, di te, così mi consiglia quando fare uscire in anteprima già il singolo. Perfetto. Per questa stagione potrebbe già anche funzionare. Sì, la stagione si apre tra poco. Il nostro consiglio te l'abbiamo già dato, allora, anche in diretta. Vai così, vai. Intanto noi ringraziamo Ciro Sciallo. Ciro, grazie di cuore e alla prossima. Grazie a voi ragazzi, grazie per il piacere che mi avete dato di essere qui con voi oggi pomeriggio.